Mestre ha ceduto gran parte del suo passato alla modernità ed è stata per secoli l'anima di terraferma di Venezia. Oggi, nella contemporaneità e da città compiuta, mostra ancora alcuni suoi gioielli del passato e un simbolo indiscusso, la torre che svetta a una delle estremità di Piazza Ferretto. I primi documenti che ne attestano la presenza risalgono al 1200, quando Mestre, all'epoca poco più di un borgo, era retta dalla famiglia trevigiana dei Collalto. La torre era uno degli accessi all'abitato, circondato da una palizzata, che i veneziani conquistarono nel corso del Trecento e che dotarono di una cinta muraria. Le torri in origine dovevano essere una quindicina, delle quali la torre di Mestre è l'unica rimasta. Tra 8 e 900 la torre fu magazzino, bottega da caffè, abitazione privata. Tra il 1848 e il 1849 tornò ad essere torre di avvistamento per l'esercito austriaco che assediava Venezia. Sotto di essa si svolse una delle battaglie più aspre di quella pagina risorgimentale, quella della cosiddetta sortita di Mestre. Durante il ventennio fascista fra le sue mura si riunirono le Brigate Nere e ancora oggi negli spazi al pian terreno si può ammirare ciò che rimane degli affreschi di matrice politica e degli slogan del regime. Nel dopoguerra la torre divenne deposito dell'archivio comunale per finire poi a lungo in disuso. Oggi la torre di Mestre è spazio espositivo. Dalla sua sommità, in luogo dell'angelo che vola dal campanile di San Marco, in tempo di carnevale si fa scherzosamente volare l'asino da alcuni anni, in genere una personalità della terraferma che si presta alla dissacrazione della tipica cerimonia lagunare.